Tanto di penso questionare del matriarcato, poteva suonare che è un mito. Bisogna da si pone di accordi o poi questo che intendevo su potere, testi su potere. Poi da chi posso potere intendevo su sa forza che è riconosciuta da tutti, sa forza di decidere chi deve essere punito, chi deve essere premiato. In Sarasa su matriarcato è un mito. Poi in Sardegna, come in tutti i luoghi, i femmine sono sempre subalterne, come si narra materialmente, ma pure simbolicamente dei uomini. Sì. C'è una desintesa Esther Cois, sociologa dell'Università de Castello, ad essere issa a nos accompagnare oggi, può toccare a biere come è scambiato sul ruolo della femmina nella società sarda, da storia, da quando si naria appunto sul matriarcato, ma nato Esther chi forse è una parola sbagliata, a sapere come è poi scambiato sul ruolo della femmina sarda e come a DL de OE si è seguendo questo cammino poi scoprire un ruolo nuovo, che è non solo di parità, ma di protagonismo entro la nostra società. Buon saluto da Inugoro, che noi siamo in Sadomo, in Nuel Naschi da Gracia Deledda, che è stata una femmina sarda, che de profetto, che ci ha dato una grande importanza, di importo umano, in sa cultura, in sa letteratura del suo secolo passato. Una femmina che valtende da Inugoro, che è spiegata a Sughelo più il mannu, a Solimpu, della letteratura. Come entriamo a domo sua e da innoghe vamos a faddare per tutto questo manzano. Questo è su Voghile in ue Cosima, sull'ultimo romanzo che è stato pubblicato a depois della morte di Gracia Deledda, imparata sa prima cosa su Nugoro e sopra la storia antica di questa città della Barbagia in Trea. Siamo con Franca Rosa Conto, che è la curadora di questo bello museo. Essa nos conta da prima tutto su Gracia femmina, partendo da Nuoro, ha toccato Solimpo. Come te l'ha fatta? L'ha fatta capiti a San Ugoresa, tu sturru da meda. Fi convinta di su chi queria fare e su disegno di sa vita l'ha iata chiarissimo, fin dai minore. Pro questo, issa pisichiu questo disegno, questa visione della vita sua e si l'ha contipizzata vita a vita fino a quando non berresissia. Berresissia purtroppo toccando da Nugoro, andando che in Roma, che il nugoreso non fini meda contento di su chi scriviata, che la verità è doli a meda, doli a tutto e finalmente la sua principale è che vini vinza amico di famiglia. E purtroppo questo issa non lo poteva né reggere né supportare più. Issa queria scrivere non per un Ugoro né per la Sardegna solo, ma per tutto il mondo. Per il mondo su chi issa queria arrivare. E questo uomo che viti in qualche maniera costrinta da un Ugoro a un'ala, ma pompiava da saterala a si stradone. Questo stradone che issa numenata spesso, viti la visione di una vita differente, di una vita di libertà in cui una femmina poteva fare su chi gli piaceva e su chi queria. E si querimus. Questo disegno è davvero pisichiu che in Tusturrunia, ben resissia, a contare la Sardegna a partire dai questo vocile a suo mondo e su mondo le ha riconosciuto questo merito. Sempre nada na manchi sprolisi Anti carinho de mano mia Tenho sentida luto Ma so gore può cadenti scutu Arranega veda Cosa mi stai Arranega veda Ma cosa nai Arranega veda Abbiamo inteso la storia di Gracia Deledda, ma come torniamo a da secolo? Siamo nato una storia antica della femmina sarda e da Giovanni Paule Mele, dell'Università de Tattari, direttore di Sistar, non facciamo contare la storia in pitticco di Eleonora d'Arborea. Per cominciare, dobbiamo narrare che Eleonora d'Arborea ha vivido in su 1300, quando la Sardegna fu in guerra contro il suo re di Aragona. E quando l'Europa fu tormentata da questa peste niedda, una malattia, venimini su Covid,
che ha occhido plus de 30 millones de personas. In los tempos de peleas, Eleonora è diventata su símbolo de todos los pueblos sardos, que los invasores catalanos siriana la nación sardesca. Siamo fai danni di una femmina con qualità di avere umanas, in storia di tutto sul Medioevo, e non in Sardegna e via. Non può nulla, si storico tataresu, Giovanni Francisco Vara, su babbo Mannu della storiografia della Sardegna, a sa fine de sus invigentos ha faeddato de 3 valentias de Eleonora. Commente, femmina di governo, guerrera e legisladora, cosa carta di lupo. Eleonora, de su resto, attento, in domo sua, un montone di disgrazias, e pistighinzo hermanos, commente sorre, mamma e povita. Tutto è scominciato quando in Aristanis hanno chiuso su Vradio Ugone, Zuighe di Arborea. Eleonora, a sora, è diventata zuighissa in nome su Vizu Mannu, Federico. Ma su Mattesiano su Vidu, Brancaleone Doria, Venovesu, è stato imprigionato da re di Aragona e battono anni appustisi e il morto, non si commente, Federico. A dispetto della mala sorte, sa zuighissa ha lasciato a mentos medas de femmina straordinaria, paranne fronte con tutto il suo saldo a su re d'Aragona. E nascita gasi sa leggenda de sa sarda eroina, mescamente in sottigentoso, canno è stata finta e innalzata come una specie di divinità. Dai Gracia de Ledda a Eleonora tornamos a saltiare a sostempo il nostro in Sottigentoso, Francisca Sanna Sulis e in su Noi Gentoso, Marianna Bussalai. Francesca Sanna Sulis, sa famiglia sua via Sulis, tuttavia de Muravera, Sarrabesos, però degnanta proprietà di a Quartucciu, poi forse di sa mamma o sa nonna via Quartucciaia, e Ricusu, grande proprietario, e issa ha coiao questo giurista importante, Sanna, che lavorò a lungo nella corte di Amedeo, non è in italiano, si posto a posto tutto sul sistema dei lesi. Issa quindi una femmina ricca, e attento due figli maschi e una femmina, impiantata in matta di gelso e si pone a produrre sa seda. E questa femmina, indittata a spicciocasa a tessi sa seta, non è come tessi sa A. E quindi vianta bene attraverso il suo video, gente del suo Piemonte, poi tenni urdu coltivanta. E però sa seta che produceva questa femmina, via seta buona, poeta sa chiusa, via da anticipato rispetto al suo continente, via da in Toscana, Como, in Piemonte, che lo coltivanta. E quindi via meta buona, e da India da Como. Marianna Bussalai è una femmina ispantosa. Esti su mattesi tempus poetessa, femminista, sardista e antifascista. In un tempus in ue non fia facile a essere su mattesi tempus tutte queste cose. Nascede di fattisi in Orani, su 1913, fa che sa scolas elementares, ma non si da studiare a pusti sa quarta. Cade più a viaggiare a Nugoro, possa scolar medias, e issa non podia viaggiare che fi maladia. E dunque si pone da studiare, a leggere sono romanzieres russos, Dostoevsky, Tolstoi, leggere scrittores italianos, ma mescamente leggere autores sardos, Grazia de Ledda, Bustiano Satta e Montanaro. I scopri di essere sardista in sas scolas elementares. Quando, leggendo sul libro di storia, s'abbizaiada che sa Sardegna non esistiada, non fia manco lumenada. Dunque concludi, Sardegna non est Italia.
diventa poi antifascista quando arriva sul fascismo. Diventa amica di Emilio Lussu e Lussu e tutti gli scrive dai Parigi quando via di Sesilio. A pusti sa morte di Marianna Bussalai, su 1947, quasi tutti i sardos che l'hanno smentigata. Invece, in questi ultimi 20 anni, si sta aumentata e studiata. È sgalupato, che dobbiamo fare de prusu, però è sempre un buon comincio. Che si tratta di aumentare e di studiare una femmina che in sa specialità di chi attento e si sta una femmina popolare, del suo popolo, semplice, che non ha fatto cose straordinarie, però cose di valia. E io credo che a Marianna Bussalai dobbiamo, ma è solo un esempio, dedicare sarvias in tutta la Sardegna. Bocande che e zaccande che foras, sostiranno sabaudos. Io ho questionato le figure delle femmine che vivono state pontisi in questa storia, ma ci sono figure che non aici famose, che sono state importanti a suo proprio. Queste figure sono queste dei servitori o dei ostetrici, che in vita del soro hanno deciso di scegliere voi se tavai. Quando questionavo di un'ostetrica, noi tendiamo a pensai che l'ostetrica si occupa da scelte della vita, della nascita, ma non è stato poi testi un potere. Me da mando questo chiedeni, di decidi possa vivere, possa morte di altre femmine. E i servitori sono venuti questa spicciocca, come intinare da Giacomo Mameli, che sono andati a Tesu, o in città di propria vita, o anti passano su mari, e hanno portato in Ibiza di onde venienta un conto che nessuno gli era mai inteso prima, forse di certi babus che hanno andato a fare su militari. Abbiamo inteso a professoressa Cois sobre il suo ruolo delle femmine nella società, non solo salmeres, non solo che hanno tenuto onores in fora della Sardegna e in Nogheburu, ma fin as due categorie, le allevadoras e le servidoras, che sono state importanti al meda mescamente in suo secolo passato. E Giacomo Ameli, che è giornalista e scrittore di Importo Umano, nos conta da queste due figure. Ma io comincio con i servitori Arnaudui, ma noi parliamo di Seracas, che sono nomi più belli, nomi greco, Teracos, nostro greco, classico. I Seracas cominciano quando acaba la seconda guerra mondiale e comincia la terza guerra che fu di questa di Agattai sul Rabaggio. In Sardegna Rabaggio non c'è niente e spicciocca, grandi pensadoras di Agattai Rabaggio e si autonoma per conto un solo, e pensano della sai vita nostra e di andare in continente, di Agattai su mari. E partono di Seracas, partono di Mannas e partono di Pitticcas. Pure piccioccheddas, c'è una seracca carrula che comincia a fare questa seracca a sidati di 8 anni. E avanti. Cicanta della sai vidas e di uno da Rabaggio non ci fu nulla e di andare in continenti poi diventai più importante, quasi sennoras, de Seracas a sennoras. E comincia a studiare pure, comincia a imparare a leggere e scrivere, tanto queste femmine, partite quasi analfabetas, diventano femmine di importanza manna in vita. Poi pure in Tigussas che mandanta sui nai dei continenti, di Roma, di Milano, di Firenze, a Foghesu, a Paolilattino, a Santo Lussurgiu, a Ploaghe, in Pettottu, può cambiare questa vita. E punti stessi importanti, se voi hanno fatto comprendere l'importanza della cultura, voi
seraccas a mangiare, a meri andando a studiare. E fundi tornati in ribider nostra e fundi moi assistias de cusas che chiamamos le badanti, che fundi servidoras e ribadas da oltre Alpe e da sotto gli Urali. E questa guerra ci fu ancora, poi in su tempo di questa guerra, su tempo del fascismo, morivano a mezzo spicciocchetti quando nascivano. La mortalità infantile fu di manna. Su 39, su fascismo, i piga da 22 allevadoras diventate diplomatas ostetricas all'Università di Bologna ed ermandano in Sardegna, in provincia di Nuoro, più o meno a 200 metri dove si accattava su noi. E ribanta in piazza Asproni con una corriera, hanno del supereffetto e sul supereffetto di Narada, a mamma mia per esempio di Narada, lei va a Perdas de Fogu, ovviamente che si è in italiano, lei va a Gairo, eccetera, d'Armanda de Nirvidas, a Urune, in cui ha bevuto una femmina meda importante, la senatrice Merlin, che ha serrato il casino, le case chiuse. E queste femmine portano una grande cosa, portano igiene. Naranta e femminas non lavatevi solo le mani. Pensai come ti sia attuale questa cosa con su lockdown che tenevo su custardisi. Bene, queste femminas i passano dessa morti quando nascia una creatura, le portano a sa vita. I portano a igiene, portano a sa lettura puru, portano a isi scolas, portano a sa rispetto voi femminas. Il femminismo in Sardegna tiene di una storia meda longa e meda importante. Quando in tutta Italia c'è su 68, sanno quando tutta la società si indivisa da la Sardegna è una barra da goa. Poi tra studenti, operai, subredisi, femminas, piccioccheddas, studentessas, piganta voci, calanta in prazza, bessinti de proprio domus, e narrata anche una cosa, che si opponia a questa società di undi benianta, questa dei babus, dei mammas, questo che si narra questa società di patriarcali, provano a narrare anche una cosa di diverso, e tu vai in Castello la libreria delle donne, la libreria dei femmine, che è stata un grandissimo laboratorio di modernità, de retto su voi femminas, in su 70 c'è stato su Salevo su divorzio, in su 78 Salevo passaporto, in su 75 cambia completamente su diretto poi famiglia, sparesi di questa figura su capo della famiglia. I femminas hanno funti bruso obbligate a piegare su sangunao de su Madiru, potenti mantenere su proprio, in Sardegna via da già aici, duceuso. E in tutto questo mondo che è cambiando, che è movimentato, pure i spicciocas, i studentesse, ma pure i mammas di questa spicciocas, comparano tipo la prima volta in massa in questa storia, poi andando a scuola, poi possono questionare con le autorità, pensavo alla rivolta di Pratobello, in questo anno, in 69, hanno punti proprio femmine che può appagiare in questa situazione, si vogliono a questionare con i carabinieri, con l'esercito, quando vengono occupati questo territorio che hanno lì a donare a questo esercito. E siamo arrivati a dire di oggi, su tempo della lotta per il diritto. Siamo nato sal femmina che sono i protagonisti della società, che non chiedono la varietà, che la varietà è naturale, chiedono sul ruolo in soro senza essere femmina, su chi alene deve poter fare e ducasa poi fai dare di come siamo arrivati a questa dia di oggi e della battaglia che ancora tocca a fare, può giungere a questa valorizzazione del suo ruolo pieno, della femmina spuro in società de sarda, intendiamo a Linetta Serri, poi al battaglia che hanno fatto in anni 60, 70 e 80, e a Maria Tiziana Buzzolu, che è la difensora de varietà della regione sarda, da quasi de Gannoso, e che tiene un osservatorio che è de chi le meda può comprendere in noi siamo andando a dire di oggi.
Deo tanto via picciocca meda, quando ho cominciato a fare attività di politica, fianta me su 70, e fianta i anni della battaglia potente sul divorzio, che poi è tempo, ma poi ci fu stato un referendum pondi da tirare, questo a lei, e poi su proprio via succede a lei, aborto, quindi sono su 70 e su 80. Ma questa cosa più importante è che mi stava rada in suo coro, via da che non su femmine che sono impegnate a mei partiti, testos, una specie di coordinamento, non formale, no, si testos, bisogno di si consultare di sua a satra e quindi impari vestos meda iniziativas in Castello, nei quartieri da Sant'Elia, Mamme Vidas, adesso ovunque a fare riunioni per sensibilizzare non tante femmine che vientano in genere meda sensibili a questo problema che viene problema san sordo, ma soprattutto i uomini, poi también i partiti diventano uomini. Ed è punai però che ci via dal rispetto meda per questi argomenti delicati e difficili. Ci via da meda interessi, poi ta comprendiano questa passione forse che di questo noso, che via da importanti meda. Sa custizzera de paridade è un ufficio desi Stato, che si Stato ha cresciuto proprio per contrastare la discriminazione delle femmine e pure dei uomini in solo loco di tribaglio. E se custizzera de paridade da più di 3 anni di tutta la Sardegna. 100 persone, 100 femmine, tutti su chi si sono rivolte all'ufficio perché hanno discriminazione in sul luogo di tribaglio e la causa principale è la maternità. Sia in suo periodo prima che nasca da suo pizzino che appustisi chi nasce da suo pizzino. In questo caso può essere che alcune volte sol meres del suo tribaglio hanno posto in essere alcune azioni che le hanno discriminate, l'hanno trasferita di ufficio o finza in alcuni casi abbastanza estremos che l'hanno pure licenziata. Siamo con Flavia Corda, giornalista nugoresa de Sarai, e a essa queria domandare come è intervistato una femmina, in anni 80, 90, una giornalista nugoresa che si è occupata de fattos cruentos, de cronaca nera, occhi dolzos, sequestri di persone in italiano. Come intervistare? Fiamma era difficile, in cus'anno poi te l'unica emmina in Nugoro e me da giovane e tanto sa polizia, so carabinieri, snararanta. Ma lei non può passare, si intende male, si sente male, signorina. E su telefono, in me, in mezzo a stanotte, e babbo me, una ranta, ma io non stai andando, da sola, non anda bene, che in questa gente, carabinieri, è pericoloso, era pericoloso, insomma, era difficile, ma divertente. A DLDO, questa professione tua, e questa società sarda, come ti iese su ruolo questa femmina, come questa cosa, il mezzorende o si ne fai da meda ma mezz'ora si ne pago? Hoy es una cosa completamente diversa. Noi abbiamo un meda feminas in su giornalismo, ma in sa società, quando si podeo dischente, sa feminas non viviano nemmeno in sa polizia, come è completamente diverso. Quando sei ad incrara, se mi oli spuedai, innanti schincci bassi deuvuru. Siamo con Stefania Virasa, sa sindica de Uniferi, che è una ida in nome da Tesu, e gli queria domandare come in testa in questo tempo difficile prodotto, figurarsi un po' uno sindico e poi una sindica, come in testa di LDO e questo lavoro in un tempo e in un luogo, in una bada lavoro sul giovane si canara, non nasce in pizzino, è stato una bestia, questa regione qualche volta non è puro, come si fa che da DLDO è mescamente per una femmina? Dunque, sa fa che su sindico non è facile manco per un uomo, per un'aimina forse è galuppeus.
Mescamente in questo tempo si nuove emina non è proprio rispettata, non è trattata come è per essere trattata. Poi su essere femmina e su essere giovane, ha stento qualche problema in più, cioè che qualcuno ti ha mancato il rispetto, o che qualcuno non ti lea da serio, o invece sul fatto che sei brava, che ne sono carattere che riesci a ti fare comprendere e a ti fare ascoltare, questo problema non è stato. A sa prima è stato un problema che era 30 anni, so che ne ha più un'esperienza prima, e sa comune noi una cosa che aggradava, ma poi ho visto che la vita ha compreso e manca più bene a Mimmi, che in tutto so scompanza un amore di viaggio. Come mi intendo, buona la verità, mi intendo che fia bene. Ducasa, in questo tempo scamonato che non è facile con nessuno, questo problema schimoso, che non sono solo della Sardegna, ma oramai in tutto il mondo, ma poi una femmina, la sensibilità del suo, che dicono, ma la femmina è più sensibile, no, forse sì, la femmina sensibile è benedata che non lo sono, e la donna è pure sensibile, non solo la femmina, ma nende su esperienze che tieni tu e su chi si può fare a DLDO e caleste sa cosa in più che può dare per l'esperienza che tieni tu di giovane femmina. Namusu che noi barbaricinas un pacco teniamo questa barrosia che potete essere un limite ma è per un vantaggio, quindi se noi prendiamo in conca una cosa è sta l'acchere. Zaemina sicuramente tenet un modo di piccare le cose diverso, proprio che è proprio desaemina a affrontare i problemi in una maniera diversa, che non carrenare a essere mezzo su dei nomine, ma sicuramente teniamo un approccio, un modo di non ponere questo problema diverso. In saldo sindica, si narra più che in italiano sindaca, è sta bene, no, in verità non va problema. Se mi dipende molto di sardo, mi nana sa sindica, invece in italiano mi nana ma sindaca o sindaco, in sardo non abbiamo mai posto questo problema. Giacomo nos contata la storia di due femmine che hanno cambiato le cose. A Eva Cannasa e Dio cinti frati a mammoiata. E questa, di fronte a tutto Saida, i perdonata, ma più che perdonai, non vuole vendicai. Quindi è un cambiamento proprio di mentalità che noi in Sardegna non riusciamo. Poi, adesso 15-20 anni passati, una picciocchetta di Orune, degli a 14 anni, su Pina Paola Monne, di oggi su sposo a Orune in un bar, pari a San Mico. Cussa i tiene su coraggio a Orune, paese de grandi mercati, de silenzio, su plus che de fueddos, in ara dar nominis de chi gli avociu su sposo e San Mico. Dannau poi sa verità di tocca da danai sempre. Queste femmine hanno cambiato sul modo di pensare questa femmina in Barbagia. Funti le vere femmine femministe di oggi. Pina Paola Monni e Eva Cannasa di fare un monumento, di donare il suo nobile e il suo coraggio, commentato il suo nobile grazie a lei e della vostra letteratura. La forza delle femmine è quando si può imparare, non quando parlano da sola. E i diritti, qualunque tipo di diritto, non funti conquistati sempre, tocca da difendere sempre. E infatti Bieus, che vince in questa disi, in questo mese, che c'è sempre un attacco ai diritti delle femmine o ai lesi che sono stati importanti. Poi l'aborto, certo che non era un diritto, nessuna femmina di adesso più vai, quando tu vai andare via da forza maggiore. Però non poteva essere un delitto come andando via considerato.
Con lei è possibile andare in ospedale e a dove in condizioni migliori, come è buona la sanità nostra. Tocca a far comprendere ai spicciocas, a queste che pensano che i diritti si vanno conquistati sempre, che tocca sempre a si impegnare e a fare, non su termine propaganda, ma è un vuoto leggio, a fare sensibilizzazione, cioè a questionare. Poi è tempo di che la gabare, noi vamos a gattare torra in noghe, intro su conto, su 30 de maio vamos a fare dei scuola, un pizzinno, su pizzinnas, mastros, professoressas, dirigentes, è un tempo difficile, posi scuola pure, e possiamo raccontare questo tempo spuro. Adios.